parliamo di zinco titanio e lo facciamo con Antonio Chioccola di VM Zinc, che invito a collegarsi. Eccolo qua, Antonio Chioccola, Salve a ben tutti. arrivato. Allora, Antonio, parliamo di un materiale che ha veramente numerose applicazioni in svariati settori, un materiale molto eclettico, diciamo, addirittura un minerale essenziale che ritroviamo all'interno delle nostre diete, no? Lo zinco titanio. Ecco, volevo chiederti proprio di partire da qua, da una curiosità, quali sono le caratteristiche, da dove origine, diciamo, l'impiego di questo materiale in architettura e in edilizia? Beh, allora, sarebbe una lunga storia. Diciamo che tutto nasce nel 1806 quando un abate brevetta un metodo che rende rende redditizia l'estrazione e la successiva laminazione dello zinco ad uso industriale. Il principale sbocco industriale dello zinco in quel periodo sono stati i tetti di Parigi. Stiamo parlando dei primi dell'Ottocento. Successivamente, a metà dell'Ottocento, c'è stata la riforma haussmanniana. Siete presenti che la VM Zinc viene fondata nel 1837 e il primo tetto in zinco viene fatto nel 1811. All'interno del consiglio di amministrazione della VM Zinc, che ai tempi si chiamava Vey Montagne o Union Minière, c'era un parente di Napoleone III. In quel tempo, quando diciamo viene sventato il centro di Parigi, viene definito quello che era l'edificio tipo, quindi il terziario al piano terra, gli uffici, poi il piano nobile e diciamo nell'attico, nel tetto alla mansarde, c'erano le maestranze. Ecco, lo zinco si prestava perfettamente a questa nuova soluzione, ai tempi visto come molto moderna, per la realizzazione delle coperture. Quello che vedete, diciamo, nel corso degli anni sono le nostre tappe dei nostri prodotti, quelli che abbiamo, diciamo, prodotto nel corso degli anni. La principale referenza nostra sono i tetti di Parigi. Siamo andati a Parigi, quando mi chiedono Antonio quanto dura un tetto, io dico andate a Parigi, vedete se sono fatti come devono essere fatti, sono anche 100 anni. Per dirne una, il tetto dell'esposizione internazionale di Parigi è fatto con il nostro zinco, il nostro materiale, ed è patrimonio dell'UNESCO. Adesso qui ci sono un po' di slide così che vi mostrano insomma quella che è la realtà di oggi di Parigi. Sicuramente il tetto alla francese è conosciuto da tutti, ne abbiamo fatti diversi anche in Italia. In Italia siamo, diciamo, responsabili dello sviluppo minerario in Sardegna, per esempio. Non so se conoscete Porto Flavia, ma anche lì, nei primi dell'Ottocento, abbiamo sviluppato quelle che sono le miniere e tutto diciamo, l'indotto minerario della zona. Fino ad arrivare ai giorni nostri, questo qui è un edificio in Belgio, sono i docks, fatto in zinco titanio, in scandolo in zinco titanio. Successivamente, come posso dire, questo è il tetto della nostra sede in Belgio, vedete una sorta di tappeto volante, lo zinco è un materiale molto flessibile, si presta molto a come pelle per gli edifici, sia in copertura che in facciata. Questa è la sede, per esempio, dell'Università Ca' Foscari di Mestre, infatti in aggraffatura orizzontale. Ecco, i nostri sistemi sono molto diversi, variegati, ci vorrebbe un po' di tempo per illustrarli tutti. Noi siamo disponibili ovviamente a incontrare progettisti, è il mio mestiere quotidianamente, proprio aiutarli e sostenerli nella progettazione. Questo è l'ACI di Torino, per esempio, sono dei pannelli e delle doghe calandrate. Siamo per intenderci, per chi è di Torino in via Filadelfia, dove c'è lo stadio. E questo è come ultimo, siamo ad Atong, adesso va di moda Populos perché è di Milano, sono quelli che hanno fatto lo stadio in Cina, ad Atong, svariate decine di migliaia di metri quadri di zinco, questo per dire che insomma, dai tetti di Parigi si arriva anche poi a quelle che sono le realizzazioni attuali, insomma. Certo, certo, certo. Noi però abbiamo selezionato, diciamo, una particolare applicazione di questo materiale. Abbiamo capito che è molto duttile, diciamo, come materiale, quindi può essere applicato in architettura e in edilizia in svariati ambiti. Però c'è una particolare applicazione che attraverso una lavorazione, che è quella della foratura, rende questo materiale idoneo alla realizzazione di quelle che sono delle schermature per superfici vetrate e non solo, e quindi lo rendono una top solution adatta anche ad edifici a energia quasi zero. Ecco, vorrei che tu ci illustrassi un po' questa particolare applicazione. Ti assegno il ruolo di relatore. Ok, non so se riuscite a vedere lo schermo. Sì, 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 Perfetto. perfetto.
Allora, oggi ci concentreremo su quelli che sono i pannelli corrugati e perforati. Diciamo che è una nicchia, un'applicazione di nicchia di quelle che sono le nostre soluzioni in zinco. E quando si parla di foratura si apre un mondo, perché il foro, voglio dire, lo zinco è un materiale che naturalmente si ossida, si protegge e si patina nel tempo. Quindi quando lo vado a forare il materiale è esposto, diciamo il foro è esposto, non ha nessun tipo di problema, anzi continua a ossidarsi né più né meno come fa la superficie. Quando si parla di forature però si apre un mondo, cioè io posso andare a forare in tutti i modi la mia lamiera, posso avere dei fori a passo costante, dei fori rettangolari, addirittura posso realizzare delle immagini giocando con i fori. Queste sono delle doghe forate di un asilo. Ecco, la doga è il nostro sistema. Vedremo che il sistema, diciamo, le facciate in zinco prevedono un numerevole serie di sistemi. Utilizzando quelli standard io vado un po' a ottimizzare quelli che sono i costi e le esigenze di un progetto. Queste sono altre doghe forate in maniera diciamo non costante. Il processo di foratura generalmente viene fatto tramite attività di punzonatrice, quindi utilizzando dei punzoni, e generalmente vengono stimate al metro quadro. Diffidate sempre da chi vi propone un costo a foro, perché ho sentito anche questa negli anni. Generalmente il materiale viene forato tramite punzonatrice e si utilizzano diciamo quelli che sono i punzoni standard. La quotazione può variare all'incirca tra i 10 e i 20 euro al metro quadro, diciamo euro più, euro meno. È chiaro che poi vanno valutati caso per caso. Qui possiamo vedere come le forature sono servite come diciamo principalmente a coprire un portico, mentre invece se andiamo successivamente, questa è una realizzazione che abbiamo fatto in Turchia. Questi pannelli sono stati forati in maniera come posso dire random, però riproducendo però lo stesso partner su tutti i pannelli. Questo ci permette ovviamente di ottimizzare quelli che sono i costi. Quando andiamo a parlare di foratura sugli edifici, è come se noi andassimo a aumentare quello che è il grado di complessità della progettazione. Perché? Perché devo aggiungere un layer, ovvero la mia sottostruttura diventa parte integrante del progetto. Quindi si vede. Quindi ho necessità anche di andare a definire in maniera molto più precisa quello che sarà la mia sottostruttura. In questo caso la facciata è stata volutamente lasciata chiara per far risaltare ulteriormente la sottostruttura, creando questo effetto, diciamo, a cassetta. Un trucco opposto è quello che generalmente dove io vado a realizzare delle perforature, dei fori in facciata, è colorare con una tinta scura, generalmente in nero, la parete sottostante, in modo tale che il gioco di trasparenze nasconde quella che è la sottostruttura, salvo poi magari realizzare delle retroilluminazioni che mi esaltano ancora di più l'effetto. Un altro, diciamo, specifico, un altro trucco per ottimizzare i costi è realizzare tanti pannelli più o meno simili tra di loro. Non so, inventarsi 3, 4, 5 partners e poter riprodurle poi in facciata. Qui siamo, per rimanere in Francia, a una schermatura fatta diciamo ai piedi della Torre Eiffel. Queste sono semplicemente delle doghe che sono state forate con dei fori a passo variabile e di sezione variabile. Quando io vado a definire il grado di foratura, generalmente non si supera quello che è il 40% vuoto per pieno. Tenete presente che un materiale forato al 40% è estremamente trasparente, poi vedremo nel dettaglio dei casi particolari. Gli spessori industriali che si utilizzano con i pannelli forati generalmente vanno dagli 8 decimi, 10 decimi e 15 decimi, a seconda di quello che è la percentuale di vuoto per pieno. Un ulteriore utilizzo dei pannelli forati e corrugati in facciata è quello che è per la schermatura solare. Qui si apre anche un discorso molto molto più ampio. Io attraverso la schermatura solare vado a ottimizzare quello che è l'incisione del sole soprattutto nei periodi estivi all'interno degli edifici, e posso realizzare una sorta di tende metalliche che vanno a oscurare la mia facciata e a caratterizzare sostanzialmente la facciata dell'edificio. Addirittura in questo caso siamo usciti notevolmente dal piano utilizzando questi emisferi circolari sul frontespizio.
Questo è classico ondulato che noi chiamiamo sinus microforato. Potete notare la trasparenza, qui siamo intorno al 27-30% di percentuale vuoto per pieno. Un altro esempio classico è la doga, in questo caso davanti a delle finestre la nostra doga è stata completamente forata, quindi anche nelle parti di congiunzione tra le doghe, per ottenere un effetto frangisole. Ritornando in Italia, questo è ormai un progetto datato, è la sede del pronto soccorso di Parma. Qui la nostra doppia graffatura è stata forata per dare luminosità e dare accesso a quella che era la luce alle finestre retrostanti. Quindi diciamo abbiamo inglobato in una nuova struttura il vecchio edificio esistente e ampliato, salvo poi andare a, con l'effetto che vedete qui dall'interno, andare a forare delle parti che necessitavano di luce. Questa è una simulazione di una doppia graffatura, non so se conoscete poi la tecnica della doppia graffatura. In questo caso viene forata e essendo forata ovviamente non ho il piano di appoggio classico della doppia graffatura. Questo è un altro cantiere dove la peculiarità principale è che abbiamo usato le nostre cassette, diciamo noi chiamiamo mosaic, sono delle cassette in 10 decimi. La peculiarità di questo progetto è che i fori praticamente vanno a oltrepassare quello che è la dimensione della cassetta, quindi è come un effetto che io chiamo quasi di bombardamento, effetto Beirut, ecco, nel senso che ogni foro diciamo è indipendente dalla posizione del pannello. Ovviamente questo è stato tutto progettato a monte e tagliato al laser. Addirittura siamo riusciti a, come posso dire, riprodurre quella che è una persiana, un oscurante, rivestendo quello che è il telaio con un pannello forato. Adesso ci spostiamo, qui siamo in Arizona, questa è una caserma, la sede dello sceriffo, una facciata interamente forata, qui vediamo un dettaglio di quello che è l'angolo della mia facciata. Notare come la foratura presenta dei passi decisamente variabili, ma se andiamo a vedere il dettaglio da vicino della facciata, praticamente è stata realizzata con 3 pannelli forati in maniera diversa. Questo ci ha permesso di ottimizzare i costi e di ingegnerizzare anche la produzione. Questo vuol dire che praticamente abbiamo prodotto prima un pannello di serie 1, poi il pannello di serie 2, poi il pannello di serie 3, che poi sono stati successivamente composti in facciata. Questo ovviamente ci ha permesso di scalare e, come posso dire, ottimizzare sicuramente quelli che sono i costi della mia facciata. Questo è un esempio di una schermatura triangolare davanti a una facciata in vetro, dove nel dettaglio io vado a vedere che il mio foro triangolare, praticamente anche qui passa il pannello, quindi è indipendente dalla posizione del pannello. Anche questo qui, in questo caso, è stato ingegnerizzato e tagliato al laser precedentemente e successivamente posato al millimetro. Per quanto riguarda invece il fattore solare, la schermatura solare, io in questo caso porto ad esempio un progetto classico, ormai anche questo datato, siamo in Spagna. Questi sono gli uffici dell'Università di Cartagena. Questo era un edificio molto bello, tutto in vetro, dove d'estate la temperatura interna, grazie all'incidenza del sole, poteva raggiungere anche i 60 gradi e naturalmente l'aria condizionata era praticamente inefficace. Quindi noi siamo intervenuti successivamente, quindi diciamo è una fase post-progettuale di risanamento, diciamo, di quello che era l'esistente. Facendo cosa? Facendo una sorta di tenda in pannelli corrugati e forati, quindi che sono stati appesi ad una sottostruttura aggettante che per motivi di manutenzione non poteva essere a stretto contatto con la facciata, ma addirittura è calpestabile e pedonabile. Vedete che c'è un orso grill nella parte inferiore che permette l'accesso, diciamo, alla facciata, ma più che altro per il semplice motivo che questi vetri andavano anche puliti, quindi mi sono portato fuori dal piano. Chiaramente l'intervento strutturale è stato importante, ma l'effetto che vedete alla destra, diciamo, del vostro schermo è l'effetto tenda che io ho all'interno. In questo caso, anche in questo caso, la percentuale di foratura non supera il 30% e vedete comunque la facciata risulta decisamente trasparente. Qui siamo in Francia, questa è una classica palazzina uffici con il nostro classico sistema ondulato che si chiama Sinus. Anche qui il progettista voleva realizzare dei frangisoli integrati in facciata
e sono stati semplicemente realizzati portando e installando una lastra forata a sbalzo sulla finestra, quindi la mia sottostruttura sbalza rispetto a quello che è il piano della finestra e la prima parte diciamo superiore viene forata in modo tale da permettere l'oscuramento parziale della finestra. Questo è un esempio classico di come realizziamo i frangisoli fissi anche da noi. Questo è un liceo, classico facciata a doghe forate, dove grazie alla foratura abbiamo realizzato sia la schermatura solare che sia le insegne. Vediamo che questo è il lato nord, qui c'è il lato sud dove attraverso un'alta finitura abbiamo realizzato un'altra insegna, il nome del liceo, e qui vedete la parte diciamo interna. Dall'interno quello che vedo all'esterno, quella L è la L del liceo, quindi è quella L che vedevate prima in facciata. Sulla destra vedete invece come attraverso la foratura abbiamo realizzato la scritta Liceo d'Arte e Architettura. Anche qui viene tutto diciamo predisposto prima e calcolato al millimetro e poi punzonato diciamo in officina. Qui, anche questo è un esempio classico, abbiamo tramite foratura coperto quelli che sono tutti i macchinari che generalmente vengono installati sulle coperture, quindi dai condizionatori, esalatori, pompe e quant'altro. In particolare qui abbiamo utilizzato un pannello corrugato, microforato, e fatto passare anche questo direttamente di fronte alle finestre. Vedete come, siccome il corrugato non è corrugato in maniera, come posso dire, costante e perpendicolare, l'effetto è visivo e leggermente differente. Allora, fino adesso abbiamo visto comunque forature che non superano mai il 40%. Il 40% è comunque un limite, abbiamo detto, superiore. Per quanto riguarda anche il fattore solare, la schermatura dal sole. Ma nel caso invece abbiamo bisogno di ventilare di più un edificio, arriviamo al caso di un parcheggio. Allora in questo caso siamo in Francia, ad Angers, questo parcheggio per evitare diciamo, la ventilazione forzata necessitava di una reazione del 66%. Quindi siamo riusciti a forare la lamiera del 66%, che vi assicuro che è un limite decisamente importante, tramite diciamo, l'utilizzo innanzitutto di uno spessore elevato che sono i 15 decimi, tramite la piegatura corrugando diciamo, il pannello in modo tale che si rigidisca e questo pannello viene appeso diciamo, tra un piano e l'altro, quindi diciamo che la sottostruttura viene nascosta da quelle che sono le corree, le strutture esistenti del parcheggio, e in questo particolare vedete le dimensioni dei fori che praticamente coprono l'intera diciamo, superficie del mio pannello e mi garantiscono una ventilazione del 66%. Io diciamo avrei finito quelli che sono gli esempi, serve molto da dire ancora di più sullo zinco, sulla sostenibilità, sulla sua durata, però lascio a, come posso dire, a puntate successive questi argomenti e cedo la parola a Marco. Sì, allora, ovviamente immagino siano molti gli argomenti, in parte li abbiamo già trattati anche negli anni scorsi, ma avremo modo di rivederli anche in successivi appuntamenti a questo nel corso dell'anno. No, la curiosità che ho e che vorrei portare un po' all'attenzione dei nostri professionisti è questa, è il tema della posa, perché abbiamo capito bene che la lavorazione di questo materiale viene comunque fatta in officina, ci deve essere una progettualità importante prima, ma poi il lavoro viene fatto in officina. Ma la posa però intuisco che sia qualcosa di particolare, quindi voglio chiederti se può essere fatta diciamo da una maestranza non specializzata oppure se serve qualcuno di specializzato, e se sì, se ci sono delle particolari difficoltà che rendono appunto necessario qualcuno di specializzato. Beh, allora, assolutamente sì, nel senso che noi come VMZin consigliamo decisamente di rivolgersi a un installatore certificato partner. Ne abbiamo selezionati diversi in tutta Italia e incentiviamo l'utilizzo dell'installatore garantendo l'estensione di garanzia del materiale a 30 anni, grazie al fatto che conosciamo molto bene queste società e possiamo intervenire in maniera diretta in cantiere, andare a controllare quello che è la posa e rilasciando successivamente questo certificato.
Lo zinco è un materiale vivo, è un materiale ecosostenibile, è un materiale in cui non ci si può improvvisare. Avete visto prima quelli che sono i tetti di Parigi, è vero che sono lì da 100 anni, ma sono tetti che rispondono a delle specifiche molto molto precise, dalla ventilazione all'accoppiamento con materiali compatibili, alla gestione delle dilatazioni, allo stoccaggio, alla preventivazione della logistica di cantiere. Sono tutte, come posso dire, delle problematiche che i nostri installatori conoscono molto bene e che affrontano di volta in volta. Qui ad esempio vediamo, questa è una zona di un cantiere è un'officina di cantiere realizzata all'interno di un nostro progetto importante che è sul lago di Como, scusate, sul lago Maggiore, a Verbania, che è durato più di un anno, dove praticamente è stata creata proprio un'officina, come posso dire, stabile, dove il materiale veniva stoccato, profilato, tagliato e successivamente installato direttamente dai nostri posatori. È molto semplice, come posso dire, trovare un nostro installatore, basta andare sul nostro sito vmzinc.it. In prima pagina trovate in basso sulla destra la voce partner, cliccando su partner si apre la cartina d'Italia e poi regione per regione potete selezionare quelli che sono i nominativi prescelti. Noi non diamo mai preferenze, ma tra un installatore e l'altro ovviamente per noi sono tutti bravi e tutti arruolati, chiaramente che ognuno ha le sue problematiche, oltre diciamo l'area geografica, sono anche diciamo in questa fase chi è occupato, chi no, diciamo che in questo momento sono tutti oberati di lavoro, però cerchiamo comunque di iniziare sempre sulla società più disponibile e più ad hoc per quel tipo di lavoro, perché ci sono società, come posso dire, di 2-3 artigiani e società invece di 40-50 persone con come posso dire, macchine per il sollevamento, il trasporto e quant'altro. Noi seguiamo sempre i nostri installatori, tutte persone che hanno fatto i corsi da noi nel tempo, ma non è che facendo un corso si diventa un installatore certificato, ma è dimostrando nel tempo la propria, come posso dire, abilità nell'affrontare i cantieri in zinco titanio. Ogni anno ci incontriamo, ci siamo incontrati l'ultima volta a novembre di quest'anno e rilasciamo ogni anno quello che è il nostro certificato, diciamo, di partnership per l'anno corrente. Molto importante questo perché di anno in anno, voglio dire, continuiamo a fornire assistenza e supporto ai nostri installatori e devo dire la cosa è vicendevole. Cosa facciamo noi invece per i progettisti? Ovviamente possiamo fornirvi tutte quelle che sono le nostre voci di capitolato, aiutarvi in quelle che sono le stratigrafie, che possono essere anche molto complesse, sia in copertura che in facciata, controllare la compatibilità con tutti i materiali esistenti in progetto. Faccio un esempio: lo zinco non si accoppia mai col rame per quel semplice motivo che fa corrosione galvanica. Sembra banale, ma mi è capitato di vedere posatori che utilizzavano rivetti in rame su facciate in zinco. Ecco, non si fa. Ovviamente siamo disponibili a assistervi nella vostra progettazione di dettaglio, fornendovi sia i BIM che sono già scaricabili dal sito, sia fornendo tutti i dettagli esecutivi standard che possono essere poi inseriti nei vostri progetti. E avete visto anche dai progetti insomma, che abbiamo visto oggi, dare soluzioni innovative e affidabili e cercare di capire, insomma, di soddisfare quali sono le vostre. Ecco, ci piace molto anche sfidare, affrontare, diciamo, cose nuove e ingegnerizzare quelle che sono le vostre esigenze. Concludo dicendo che chi non ha un campione di zinco in studio è bene che lo abbia, quindi richiedete i campioni di materiale, assolutamente, basta che mandate una mail o contattate Edicom, non c'è problema. Noi vi forniamo tutta l'assistenza e il supporto per quanto riguarda i campioni. Fate un giro sul nostro sito che a breve verrà comunque rinnovato nel corso di quest'anno, dove troverete comunque documentazione e quant'altro. Io avrei finito, se non ci sono domande particolari, lascio la parola a Guarda, Marco. una domanda, giusto con risposta in 30 secondi, giusto per chiarire una curiosità. Ci chiedono lo spessore medio di questi pannelli in relazione al potenziale danno da grandine, diciamo così.
Allora, la grandine è un problema che va affrontato, diciamo, in maniera completa, nel senso che se grandina normalmente danni non se ne fanno. Le coperture in aggraffatura hanno un piano d'appoggio in legno che, diciamo, mi fa da supporto. È chiaro che però ultimamente ci sono questi eventi straordinari dove si ammaccano e si distruggono le macchine. In quel caso noi abbiamo avuto come posso dire, dei danni a livello, come posso dire, di ammaccatura sulla copertura, non si sono forate, a differenza di un tetto in coppo, l'acqua non è entrata perché, diciamo, la casa vicina, il tetto è stato distrutto, quindi è entrata acqua. È chiaro che però il tetto si è ammaccato. Se la grande, diciamo, è normale, non c'è nessun tipo di problema. Purtroppo ultimamente ci sono stati degli eventi concentrati, localizzati, dove non dico che grandinavano mattoni, ma quasi, non so se hai visto l'anno scorso al Fiordaliso, insomma, è crollato un lucernario in vetro, ecco lì, diciamo, c'è poco da fare, nel senso che comunque attualmente non abbiamo avuto forature, però delle ammaccature sì, ecco, quello sì, sono onesto. Bene, allora ringrazio Antonio Chioccola.